quanto tempo ti vorresti divertire? 21 minuti. Quanto dura il tuo podcast ideale? 21 minuti. E allora sei nel podcast giusto. Baii, il podcast di Marco e Pippo, il trio comico che dura 21 minuti a partire dalla sigla. Scappa. Yeah. Scappa. Prima o dopo dovremo togliere quel megafono a Pippo. Non c'è nessun problema, puoi toglierlo, ma parlerò così comunque. Come fa? Se senza megafono adesso Come fa? Beh, benvenuti a Baii, che è il podcast di leggerezza del trio comico Marco e Pippo. 21 minuti in totale libertà, in totale leggerezza, ma che sta riscuotendo un grandissimo successo. Bravo. Come grande successo sta riscuotendo il nostro broker finanziario di fiducia con i suoi grandissimi consigli. Il grande Maris Jacopone. Bravo. Non ho capito se Maris è il nome o il cognome. Guarda, non l'ho capito neanche io, ma glielo domandiamo. Maris, ci sei? Scusate un attimo ragazzi che devo finire una call. Sì, arrivo sempre al subito. telefono, vai. Marino, bisogna che chiuda. Ricordate Marino, il concetto dei skei fermi in banca è superato. Bravo. Ti ricordo che soldi fermi uguale soldi persi. Investimento più diversificazione uguale opportunità. Certo. Ricordati che io sono un tramite per il tuo benessere. Io sono la tua spa finanziaria. Te faccio un scrub economico, un massaggio esfoliante finanziario. Ciao Marino. Grande. Ciao Maris, ciao, sei pronto? Ciao ragazzi, sono prontissimo. Grazie. Di come stai tu Gaetano? Ancora avanti, sì. Hai tutto avuto più bene. problemi con tua morosa, te che ha tradito ancora? No, non mi ha tradito. No, poi sarebbero cose personali, Maris, non è vera sta roba, ma sarebbero cose personali di cui non vorrei neanche parlare in pubblico. Ma bravissimo. Devi stare attento alla tua privacy. Se sei un personaggio in vista non dovresti parlare della tua vita privata. Ma infatti l'ha detto lui, non è che l'ho detto io. certe robe. Ascolta Maris, ci stavamo chiedendo, Maris è il nome e Jacopone il cognome, giusto? Sbagliatissimo. Ah. Jacopone è il nome, Maris il cognome. Veramente? Certo, i miei genitori erano professori colti ed eruditi. Mi chiamava così in onore di Jacopone da Todi. Jacopone da Todi, Mio certo. fratello invece si chiamava Pico. Come Pico della Mirandola. No, Pico in onore di mio nonno che era un muraro. Senti Jacopone, allora molti ci stanno chiedendo se va bene tenere i soldi fermi in banca. Io ho appena detto a Marino. No, ma ci dicono, aspetta, perché ci dicono meglio in banca al sicuro, perché c'è ancora gente che pensa meglio in banca al sicuro o investiti, però non sapendo che cosa poi succederà con i soldi. giusto. Questo è il dubbio che hanno. Beh, guarda che questa è una grande fesseria. Ti in banca, te devi avere pochi soldi. Pochi. Bravo. I soldi in banca sono persi. Se è come buttarli sopra il water schiacciando prima il pulsante che butta poca acqua e dopo quello che fa scarico completo per essere sicuri che sia andato tutto. I tuoi soldi vanno investiti. Ah, ok. In banca te devi avere talmente pochi skate che ti viene l'angoscia. Se arriva una boeta non ti sia anche buon pagarla. Beh, insomma. Se devi fare a spesa non ti seste che skate per pagare a cassa. Che Così capito? bisogna fare. Sì. Avere soldi fermi in banca significa perdere. Significa? Perdere, ok. perdere che l'abbia Dite detto. che ad avere pochi soldi in banca devi essere, ascoltami qua, devi essere povero con la tua ricchezza. Ascolta questo messaggio qua, Certo. te che devi essere povero con i tuoi skei. Interessante sta cosa. Ma Grazie. interessante le cose. Grazie. No, scusa. Verità. Ma ti pare che cosa avere l'ansia di non avere soldi disponibili? Scusa, Ragazzi, mi investo milioni di euro fin dal 1994. Come se fosse neanche Nel l'euro. 94 investivo quasi 16 milioni di euro dei miei clienti e l'euro si arriva 6 anni dopo. Penso che ci siamo capiti. Avanguardia. No, penso che non abbiamo capito niente. Ricordate che mi non parlo per niente. Se ti investi con me, è come avere skate in banca, che a oggi rimane uno degli investimenti più sicuri. Ma scusa, ma c'è appena finito di dire il contrario prima, Maris. Non conveniva lasciare i soldi in banca. Mi hai detto, ma insomma, non ho capito più niente, Maris. Ragazzi, sai che noi altri che avevamo il mito dei skate, una volta il vero uomo era il pistolero nel selvaggio West. Oggi il vero uomo è uno che conosce i mercati. Dagli attori siamo passati a finanza come mito. Siamo passati da John Wayne al Dow Jones. Penso che ci siamo capiti. No, io continuo a non capire dove devo tenere i soldi. Gaetano, ti che massa pensieri, dopo te ciamo perché il discorso del tradimento che te ne conti. Ma Però non ascoltami no. qua, tieni duro, mi Sì. raccomando, ricordate Gaetano, Sì. un'orchestra che ha 4 corni eppure continua a suonare insieme. Bravo Jacopone, bravo. Sagge parole.
Ma sagge parole de cosa? Dai, Non ho dai, capito coraggio, niente. coraggio. Ma coraggio de cosa? Io non ho... Scusa, allora, puoi spiegarci se conviene oppure no? Senti bene le mie parole. Tenere almeno una parte di liquidità ferma in banca, questo conviene? domanda chiara. No, Bravo. Gaetano, te me fai una domanda sbagliata a cui dovrei darti una risposta giusta, ma preferisco darti cosa un'altra significa risposta a sta una domanda che non mi hai posto. Non so se mi spiego. No, Certo, no, certo. no, certo no, non si spiega, Mica certo ho no. capito. Mica ho il dovere di riportarti sulla stessa lunghezza temporale dei tuoi investimenti, dei Sì. tuoi bisogni, perché se no partiamo dai bisogni non abbiamo capito niente. Ok, Come ok. diceva Eric Fromm, una crescita infinita non si armonizza con un mondo finito. Penso che saremo capiti. Certo. Siamo in un momento Certo, cosa? storico Costi la unico. capio. No, Siamo maglietta in de un From. momento storico unico, ragazzi. Ascolta adesso. E a Cina sappiamo tutti come che si deve muoversi. Oh. Come si sta? Sappiamo tutti Ehi. le manovre di Federal Reserve. No, mi non so cosa. 2008 fallimento Lehman Brothers, 2011 crisi di mercati, 2015 se veniva a mancare Mesia Teresa. Un bacio sia ovunque tu sia. cosa 2021 campioni d'Europa. Se non ci sono altre domande io andrei. Ma andrei dove? Ma te mandaria a me, ma posso sapere Jacopone cortesemente? Cioè, non ho capito niente. Possiamo sapere se è giusto fidarsi dalle banche oppure no? Perché Così mi voglio essere chiaro con voi altri. no, Figurati no. se mi voglio contare che storia è uno che appena sta cornificato. Ma no. Ricordavi la storia di quel tale che magari rinuncia a un caffè al giorno Sì. per poter risparmiare e potersi permettere una macchina del caffè nuova. Ma che caso serve ora? Scusa. Non ho capito niente. Guarda, veramente Mary. Ora che ha messo via Sky e se riuscivo a comprare la macchinetta non aveva più voglia di bere caffè. Penso che ci siamo capiti. Ok, ci siamo. Guarda, su Ragazzi, questa mi cosa- bisogna che scampa perché devo versare un Hong Kong. Ok, Il ok, mercato non dorme mai come mio suocero. E ricordavi, articolo 3, che Sky vive da re. Ciao Tosi. Ciao Maris. Beh, grazie a Maris Jacopone per i consigli finanziari incredibili. Passiamo dai consigli finanziari ad altri tipi di consigli. Ciao, sono Gigi Pleonastico, il DJ della tua radio preferita e oggi voglio farvi conoscere un posto davvero speciale Trevisane Scapacchiò. dove puoi trovare Paetti di bambù per pomodori, puntatori laser, smalti, fornetti per seccare smalto, numeri romani smaltati. ma anche Adattatori per prese tedesche, scuri e menare, roncoe, bae e sbrise. e solo per questa settimana Ingranaggi per orologi e osei di ricambio per cucù. Dighi che teniamo anche i fabusi per le cinture. quindi vieni anche tu da Trevisane Scapacchiò. parola di Gigi Pleonastico. Cos'è sta roba? Trevisane Scapacchiò, il nostro centro commerciale di fiducia. mamma mia. Allora ragazzi, oggi ho pensato di parlarvi per la rubrica Ara questo, guarda questo, Sì, sarebbero consigli per la visione di film, serie TV, giusto? Esatto. E ora mi da qualche anno che ho deciso di non guardare più serie TV che parla di temi che ti mettono ancora più ansia. Cioè Quindi non guardare più serie TV serie. serie, bravi, per cui chiama serie TV, no? Infatti non mi Vabbè, è più ma ci vederle. sono un sacco di serie TV più leggere. Bravo, insomma, bravo, è pieno. bravo. Mi da anni guardo solo bueade TV, no serie TV. Proviamo a spiegare a un non veneto il concetto di bueada. Bueada is a kind of activity that make you smile. La bueada è una tipologia di questo che non so neanche a tradurlo dall'inglese. No, non si può tradurre. È Sai dove difficile che c'è tradurre. un dizionario veneto italiano che è perfetto? Da puoi Trevisare trovare da- Scapacchiò. bravi. Dai, parliamo di queste serie. Ora, e serie TV più leggere, mi guardo solo roba leggera e mi ho fatto una cultura che dopo un certo punto ti esaurisci un po'. Quindi sono in drio nel tempo e ho ricostruito una specie di albero genealogico di serie TV praticamente, ok. ma solo sitcom, cioè cose che fa ridere. Quindi Hai noi preso oggi un praticamente mettiamo tutto in ordine quello che potrebbe essere un qualcosa che ci porta dal passato ad Bravo. oggi a riconoscere serie che ci divertono. Faremo un percorso a ritroso. Partiamo dai, come dire, le serie TV figlie. Dopo andiamo ai papà, e mamma, i nonni, i bisnonni, fino ai trisnonni delle sitcom. Ok. Guarda, io sono un attimo in confusione, Sì. mi pare un pezzo di Jacopone, non si capisce niente. Cioè, non ho capito, sto albero genealogico. Cioè, Sì. Te Vabbè, faccio un esempio. Ora. Andiamo dai fratelli Wright in avanti. Vabbè, proviamo. Esatto, Vai. allora 2005 esce
How I Met Your Mother. Ah beh sì, visto. Molto bello. Sì. L'ho visto, a me posso dire non è mai piaciuto. Non ti è piaciuto? No, perché ha quell'approccio un po' particolare che o piace o non piace. Io Devo sono dire che- nel non piace. Ci sta. Diciamo che ho pianto nel finale, cioè mi è proprio cascato tutto nel finale. Ma guardatelo, è bellissimo. È Pianto bellissimo. però, a parte se pianto positivo o pianto negativo? Pianto di tristezza. Di tristezza. Proprio mega proprio- sallo amaro sì. in bocca, come si L'amaro, dice. l'amaro. Sì, l'amaro. Sì, che è quella cosa, Vabbè. quel retrogusto fastidioso. Quindi diciamo che le serie TV figlie, le sitcom figlie, Sì. How I Met Your Mother 2005 e Big Bang Theory 2006. ragazzi, Là mi piace molto. Capolavoro. Capolavoro. Sì, Sheldon vero, Cooper Numero uno. personaggi meravigliosi. uno tra i più bei personaggi delle serie TV, secondo me. Assolutamente sì. Ed è bello vedere queste serie per vedere anche come sono costruite e andando indietro nel tempo vedi proprio come alcuni pezzi della scrittura che te trovi nei serie più recenti in realtà hanno Derivano da... Sì, ok. esatto. Quindi questi sono i figli, papà e mamma, Scrubs, uscito nel bello, 2001. bello, molto che divertente. partiva come una parodia Bravo. dell'allora celeberrimo IAR, che insomma, Però di cui mo- c'era tra l'altro il mio sosia, non so se sapete. Chi? Beh, George Clooney, tutti i miei No, scambi. mi sapevo che George Clooney è sosia di Gaetano De Marco e Pippo. Cioè, Ma ti non sei George Clooney veramente. Ma Iar, tra l'altro l'ho visto e sì, lo anche guardavo perché all'epoca bisogna guarda. anche ricordare una cosa Bravo. per i più giovani, Sì. che bisognava aspettare una settimana. Ah, è vero. E non solo, Bravo. e non solo. Adesso la fruizione è veloce, È veloce. e spesso viene fuori tutto subito. Perché adesso ci Spesso. sono tutte le piattaforme in cui tu puoi ogni sera vedere un contenuto, ogni giorno, mentre all'epoca comunque tu lo guardavi in televisione e un Bisognava giorno a aspettare. settimana Bravo. c'era quella Mamma cosa, mia. per cui c'era Ah, anche sì. un'attesa diversa. Era bello, però. Sì, sì. Comunque, sempre tra papà e mamma delle sitcom c'è anche The Office No, 2001. questo è un capolavoro. Quello Se non- inglese. quello inglese. Quello inglese. chiaramente. Ecco, ricordiamo perché c'è quello inglese e quello americano. Quello Esatto. americano tocca delle vette, per carità, dignitose, ma mai all'altezza. Mai come quello mai quello all'altezza inglese. di quello inglese. Andiamo ai nonni. 1994 è l'anno in cui escono Friends. Capolavoro. sì, Capolavoro. sì, sì. Friends l'ho visto poco, devo Cioè, dire la verità, ragazzi, l'ho visto poco, ma caspita. Alla Tanta nostra roba. carissima Jennifer. Io vabbè. come Ricordiamo sono che debole. Gaetano, in quanto sosia di George Clooney, ha avuto un flirt con la sì. sosia di Jennifer Sì, Aniston. esatto. ma magari E sempre nel 1994 la Tata, vi ricordate? Tata Francesca, e zia anche Ietta. a Tata Francesca o anche a zia Ietta. No, che schifo. No, però scusami, è il maggiordomo. No, Che numero forte. uno. No, numero Come uno. si chiamava? Niles. Nice. no, Andiamo ai top. bisnonni. Vai. I bisnonni. Willy il principe di Willy il Bel-Air. principe di Bel-Air. 1990. Personaggio preferito di Willy Principe di Bel-Air? Suo vostro? Beh, naturalmente Carlton. Carlton, bellissimo, facciamo un balletto spettacolare. Sì. Nello stesso anno esce Seinfeld, che hanno visto in pochi in in pochi, Italia, ma- ma dopo vi dirò una cosa su Seinfeld. Io non l'ho No. visto, ad esempio. È molto È interessante. interessante, non è... È la storia di un attore, di un Sì. stand-up comedian, quindi in America, e la sua vita privata, quindi Sì. molto, molto divertente. I Trisnonni, Beh. cioè andiamo al 1984 e al 1975 i Robinson e i Jefferson. No, I allora, Jefferson, ragazzi, standing ovation applauso per i Jefferson. sì. un applauso a Florence dei Esatto, Jefferson, la cameriera era dei spettacolare, Cioè spettacolare. grandi attori, posso dire, e tu Ma appunto, grandi caratteri, Caratteri, cioè, penso, al grandi di là caratteri. dell'attore che li interpretava, cioè in scrittura c'erano dei personaggi dipinti in una maniera meravigliosa. No, era veramente una scrittura eccelsa e vero, secondo me molto anche bello. troppo per l'epoca, non È so, vero, troppo. è vero. non so Quasi dirvi sì, questa quasi sì. sensazione, ma era talmente fatta bene che forse era anche troppo per È vero, l'epoca. è vero. I Robinson bellissimo. Chiudi. Robinson, con una chicca. Allora, bello. questo Seinfeld aveva Sì. un autore che si chiamava Larry David. E anni dopo ha fatto una serie che si chiamava Curb Your Enthusiasm, che sarebbe cala il tuo entusiasmo in italiano, in mestrino sarebbe Manco arroganza. esatto. Nel 2003 succede una roba incredibile. In una puntata di questa serie il protagonista va a vedere una partita di baseball a Los Angeles allo stadio, no? Tenete là questa informazione che Sì, riguarda la serie sì. TV. Ah, io Ne- la so, sai? sì. Nello stesso anno un certo Juan Catalan viene arrestato per l'omicidio di una ragazza, davvero, Certo. non è a serie TV.
con tanto di una testimone oculare che dice che io ho visto compiere sto delitto. Questo uomo si proclama però innocente, sostiene di essere andato a vedere la partita a Los Angeles di baseball quel giorno. Sì. No, che credo. L'avvocato porta anche i biglietti per fare vedere che era veramente ma non basta il biglietto. Non basta perché non erano nominali. E ora sto qua che viene in mente che quel giorno gli era di girare una serie TV con Larry David. E allora cosa fanno? Vanno a chiedere alla produzione le riprese e insomma alla fine effettivamente in un frame si vede sto Catalan, questo che era stato accusato, si vede in un frame del film e viene scagionato che aveva pena di morte. C'è anche un film documentario su questa storia. Sì, che si chiama Long Shot, che è su Netflix, che è un documentario su questa storia. Bellissimo. E aspetta, il finale è che sto Catalan ha ricevuto un risarcimento di $320,000 dalla città di Los Angeles. E sai cosa che ha fatto? No. E sei venuto da me in ufficio e si mangiai fuori tutti in criptovalute. Scusate se sto un attimo riaggiornando l'app del parcheggio perché mi sta scadendo. In diretta, scusa, ragazzi. Vabbè, ho capito, adesso... ma mi sta scadendo il parcheggio, non posso. Ma scusa, perché non ti hai parcheggiato dove che ti ho detto mica non si paga? Beh, perché volevo parcheggiare là, stavo aspettando il posto, si libera il posto, sto per parcheggiare dentro, arriva il classico macchinone che mi cacciava il posto. Adesso devo pagare 6 euro per un'ora di parcheggio. Ma dove hai detto parcheggiare? Central Park? No, 6 euro. no, ho capito, ma questi 6 euro rappresentano le quotidiane piccole ingiustizie per le quali però tu non puoi far nulla. Sai che delle volte capita ste robette fastidiose, quanto bello sarebbe chiamare un supereroe che ti risolve i problemi, no? Vabbè, sarebbe bello. Vabbè, ma no, ma sarebbe bello per le ingiustizie in generale, no? Tipo l'altro giorno, no, che avevo proprio questo problema grosso e volevo chiamare un supereroe e non avevo trovato nessuno. Problema avevi? Ti sai che te dimentichi la password del computer? Ma questa non è un'ingiustizia, scusa, tipo basta scriversi da qualche parte e ricordarsi. Sì, vabbè. A parte che mia è anche semplice, amico, 10 byte tenere come password. Ma come 10 byte tenere? 10 byte tenere. Cosa vuol dire 10 byte tenere? Scrivo a password fuori tra l'altro non trovo mai il bottone baita nera ovvio, non che sei vabbè, comunque te dismentichi, te chiami Iron Man con la sua super tecnologia in 2-4 ti risolve. Vero. Tu tipo stai andando a un colloquio di lavoro, tutto bello, elegante, importante, ti stai allacciando le scarpe, se rompe i lacci. No, niente, tranquilli, chiami Spider-Man, do scarpie, ti aggiusta. Ma perché mi facciamo supereroe? Perché questi non sei problemi. Posso dire mi? Prova. Te che tuo compagno a casa che te casa chiama 3 volte perché ti aspetta che te dovevi andare a mangiare fuori via che a sera, però ti non ti sapevi che dovevi andare a mangiare via e quindi non ti eri neanche pronto, quindi ti andare a casa a lavarti ma non ti cavare tempo perché è là che ti dice muovete perché siamo in ritardo e ti si blocca nel traffico finché ti si blocca nel traffico e ti chiama ancora un'altra 3 volte per bisogna che te muovi perché non ti sei ricordato ti arriva nervoso e vorresti spaccare tutto ma non puoi e quindi e ora ti chiami Hulk e lui può lui sì. Oppure quante volte stai camminando su una di quelle grate di metallo tipo fuori dal centro commerciale con i 2 euro palcareo in mano, te casca proprio dentro sulla e aggrata nella spesa della spesa tranquilla. 2 euro ragazzi. Infatti 2 euro. Cioè, no, che se 4.000 lire qua. Scherziamo. Sentite fai ancora conversione euro lire. Perché sennò non riesco. Comunque niente. Tra l'altro, sapevi dove chi cambia ancora i skate da lire a euro? Da Trevisane Scapacchiò. Comunque niente paura, chiami Ant-Man, lui si rimpicciolisce. Come se un rumore di altro. Si rimpicciolisce, passa attraverso la grata e poi te passi 2 euro. Sempre che gli passa da grata perché no, che se delle robe strane, per cui una moneta passa da una parte della grata, ma non riesce a fare il giro inverso. Urca. No, succede sempre se che robe che poi, ma dico, ma se il buso è sempre quello, forse che fa non passa da una svasate, parte. Ma non è svasato, no, ma uno dice, ma se 4.000 lire, vorresti spaccare tutto come vedo se ti se te vuoi c'ha Hulk un'altra volta. Bravo. No, a me mi piacerebbe avere un supereroe quando chi mi costringe a lavare i piatti. Costringe, chi te costringe? Non posso dirlo. Chi ti costringe? I poteri forti. No, il puteo di 1 anno e mezzo. Te costringe il puteo di 1 anno e mezzo. Loro mi costringe. No, vorrei chiamare Flash. Flash, sì, perché è svelto. È svelto a lavare i piatti. Comunque questi gli Avengers, che non a caso sono i Vendicatori. Sì, la traduzione è questa. Ma
problema è che se i supereroi che vivono in America non so neanche il numero, come fa? 911. Sì, vabbè, ho capito. In America tu chiami 911 e qualcuno risponde. Sì, ho capito, ma se anche un'interurbana che comunque mi costa anche più dei 2 euro che magari recupera Ant-Man. Ma anche dei 6 euro del parcheggio. No, preoccuparti, perché senza andare tanto distante, guarda che noi altri in Veneto che avevamo dei grandi supereroi che, vabbè, noi ti risolvi i problemi, però almeno ti aiuta a pensare ad altre cose. Tipo? Ti trovi nei bar del solito, tipo i Fantastici 4. Sì. E se 4 uomini che giocano a brisco ti metti là dentro, ti assicuro che non ti pensi più a niente. Vero, sereno. vero. A volte partecipa anche un altro supereroe che tocca spade, si chiama Spider-Man, è il numero 1. Oppure aspetta che sei quello che si mette fuori dal bar in strada alle 7 della mattina, sta fino alle 5 del pomeriggio e fa una roba soia. Cosa fa? Saluta. Chi sei? Areo Man! Areo! O quello che mentre sei al banco che aspetti per un caffè pulisci i bicchieri con una pessetta. Non è Wolverine, è Spolverine. Questo non è E dopo che c'è sempre quello che ha l'aneddoto di che a volte che si andava a New York. Ah sì? Ti ho mai contato che sono andato a New York, sono andato a vedere la Statua della Libertà. Sì. Beh, tanto grande da vicino. So. Ti ho mai contato che sono andato a New York una volta e sono andato con Matteo sul fiume Hudson. Sai che è il fiume Hudson? Lo dici sempre. Sai che sono andato, ti ho mai contato che sono andato a New York, sono andato insieme a ancora ai Torri Gemelli che a volte. Ti ho mai contato che a volte che sono andato. E chi sei questo qua? Capitano America. No, aspetta. No. Cosa notifica. Ecco, ci siamo messi a parlare, mi si è scaduto il parcheggio, guarda, Urca. 38,50 € di multa. No, scusa, ma tu il tram parcheggia fuori dal centro, vieni col tram è tanto Sì, comodo. vabbè, ma poi alla sera chi è che torna alla macchina? Al distante? Ti puoi chiamare Thor? fa cosa? Va Thor a macchina, ti apporta. Ascolta, invece noi altri chiamiamo tutti i nostri supereroi che sono quelli che ci ascoltano. Bravo. E li invitiamo a continuare ad ascoltarci e di diffondere il verbo di Baigli, il podcast di Marco e Pippo che finisce qui, ma vi aspetta anche per le prossime puntate. Un saluto da Marco, Pippo. Gae. Ciao. Baigli è il podcast originale di Marco e Pippo, il trio comico. Cercaci sui social o sul nostro sito www.marcoepippo.com. Ciao persone!